tutti, i compagni e le compagne e le persone che hanno così la cortesia di ascoltarmi. Noi ci presentiamo a queste elezioni regionali con una proposta di radicale cambiamento. La vulgata che corre in questa regione, l'apologia che viene fatta della grande capacità amministrativa di Zaia si scontra con una realtà che è completamente differente. Noi siamo in una delle regioni più inquinate d'Europa, noi siamo nella regione in cui il consumo di suolo è stato negli ultimi 3 anni il più alto in Italia, noi siamo nella regione dove il 20% della popolazione sta appena sopra o sotto la soglia della povertà relativa. Questi numeri sicuramente cresceranno perché noi siamo dentro una crisi sistemica. Se non si è ancora capito questo punto è bene farci un ragionamento sopra. Oggi quelli che sono gli asset principali su cui è cresciuta anche economicamente questa regione, cioè le esportazioni e il turismo, sono profondamente in crisi. C'è stato un crollo sia delle esportazioni sia dei flussi turistici, soprattutto dai paesi dell'Asia e fuori extraeuropei, ma anche dall'Europa. Questo è un fatto che non è congiunturale, è un fatto che durerà. Siamo di fronte a un cambiamento netto rispetto al quale chi governa questa regione non ha alcun progetto, non ha alcuna idea. L'unica idea che hanno in mente è quella di continuare a perseguire un modello che era già fallito prima e che oggi è perfino improponibile. La questione ambientale è una questione centrale, se non l'abbiamo ancora capito dovrebbe essere evidente. I cambiamenti climatici stanno manifestando anche nel nostro territorio, già reso fragile dalle politiche che dicevo prima, stanno manifestando tutta la loro potenza. Abbiamo avuto 3 acque alte grandi a Venezia in un mese, cosa che accade normalmente una volta ogni 100 anni. Abbiamo avuto la tempesta Vaia, abbiamo avuto i recenti allagamenti che hanno colpito Verona, abbiamo avuto, e fa perfino ridere, l'allagamento della Pedemontana che era stata appena inaugurata da Zaia. Questa è la realtà, una realtà che mostra un territorio come il nostro non solo in difficoltà, ma in grande difficoltà, soprattutto per il prossimo futuro. E guardate, oggi noi abbiamo all'incirca 100.000 posti di lavoro in meno nel Veneto, ma sono molti di più quelli che mancheranno appena comincerà, si darà la possibilità, cosa ovviamente che noi non vogliamo, alle aziende di licenziare liberamente come chiedono, vogliono i soldi pubblici e chiedono anche di poter licenziare, e sarà così. E noi ci troveremo non con il 20% della popolazione di questa regione sotto o attorno alla soglia di povertà relativa, ci troveremo con percentuali che andranno al 30 e al 40%, perché questa è la situazione. Molti negozi chiudono, molte attività artigiane chiudono, piccole aziende stanno chiudendo. Perché? Perché ovviamente quello che era prima possibile oggi non è più possibile. È questo il punto fondamentale. Non è più possibile inquinare, non si può più cementificare questo suolo, non si possono più fare i sversamenti nelle acque, nelle falde acquifere. Noi abbiamo la più grande falda acquifera d'Europa in provincia di Vicenza che è inquinata dai FAS. Quella stessa acqua viene usata per irrigare i campi, senza dire quello che succede in altri luoghi, perché sono gli sversamenti e le sostanze tossiche vengono interrate senza che ci sia nessuno che controlli. Queste questioni sono il punto fondamentale. L'economia e l'ambiente sono le questioni fondamentali e su questo non c'è risposta, perché pensano che si possa riprendere e fare tutto come prima, ma non sarà possibile. La possibilità di ripresa sta nell'intervento pubblico. I soldi sono soldi pubblici, sono soldi nostri, sono soldi di tutti, e allora devono essere destinati al bene comune, devono essere destinati a quei settori che in questi anni sono stati devastati dalle politiche che sono state fatte, a cominciare dalla sanità.
Noi non eravamo per nulla preparati a questa pandemia. Non c'erano più i magazzini dei dispositivi di protezione individuale, i posti letto di terapia intensiva erano stati ridotti in questa regione negli ultimi 20 anni del 30%, le strutture territoriali erano state indebolite, questa è la verità. Poi c'è stato qualcuno che ha segnato la strada, qualcuno che a Padova aveva presente che cavolo si voleva dire la pandemia, e si chiamava Crisanti, non si chiamava certamente Zaia, ma questo non è il punto fondamentale. Il punto fondamentale è che oggi si riparte dal bene comune, si riparte dal pubblico, si riparte dal risanamento del territorio, dalla possibilità di fare tante piccole opere, lo diceva prima anche Francesco, si fa la TAV e si lascia realtà come questa assolutamente con le stesse infrastrutture di 50 anni fa. Si vuole fare la Pedemontana, continuare, perseguire, portare a compimento la Pedemontana, che già è un'opera fallita prima che cominciasse, perché tutte le previsioni di traffico erano assolutamente fasulle. Spenderemo una montagna di soldi senza averne alcun beneficio e dovremmo pagare i debiti che sono stati contratti dalla regione per avere i finanziamenti per finire la Pedemontana, che non serviva prima e serve meno ancora adesso, perché la mobilità si è ridotta. Dovete aver presente un fatto: non ci sarà più quel movimento delle persone e delle merci che abbiamo visto crescere negli ultimi 30 anni, perché l'economia globale si ristrutturerà attorno agli assi continentali. C'è l'Europa, c'è l'Asia, c'è la Cina, c'è la Russia e c'è l'America. Questi sono i luoghi dove si concentreranno le relazioni economiche e le attività produttive. Non ci sarà più quello che abbiamo visto prima, così come non ci saranno i grandi flussi turistici. Hanno voluto far ripartire una grande nave, è ripartita con il 25% dei passeggeri e farà un tour di qualche centinaio di chilometri, e soltanto perché bisogna continuare a far vedere che ci sono ancora queste possibilità, ma economicamente questa è già un fallimento e continuano a proporci queste cose. Allora noi dobbiamo pensare al futuro dei nostri figli, dobbiamo pensare ai ragazzi di oggi che sono costretti ad emigrare, andare all'estero. Decine di migliaia di giovani se ne vanno dal Veneto e sono laureati e diplomati, e se ne vanno perché se trovano un lavoro è precario, sottopagato e sfruttato, se ne vanno perché in altri paesi trovano opportunità migliori, ma per noi è una perdita secca. L'intervento pubblico deve essere finalizzato a ricostruire occasioni di lavoro importanti per i giovani, perché restino in questo territorio, perché siamo mancanti sulla scuola, sulla sanità, sulla cultura, sulle attività di controllo idrogeologico del territorio. Abbiamo decine, centinaia di migliaia di posti di lavoro che non ci sono perché non ci sono gli investimenti necessari perché ci siano. E allora la gente se ne vanno i giovani in una regione dove si invecchia sempre di più. Questi sono i fatti. E allora noi diciamo che questa crisi pandemica e le ragioni della necessaria radicalità degli interventi va tutto in direzione dell'alternativa a quello che è stato fatto fino ad adesso, perché il suolo non si può continuare ad inquinare e sfruttare, consumare all'infinito. Non si può più, non può essere più dominante la politica della speculazione immobiliare della rendita. Non si può più basare l'economia sulla precarietà del lavoro. Non si può più pensare a buttare centinaia di milioni, anzi decine di miliardi di euro su grandi opere che non servono a nulla. Dobbiamo pensare ad altri tipi di investimenti. Noi siamo in questa campagna elettorale con queste proposte
con queste proposte. Sono le nostre proposte, sono le uniche radicalmente alternative a questo modello che non è più sostenibile. Avremo nei prossimi anni tutte le possibilità di vedere quelli che sono gli effetti di questa crisi sistemica, che è economica e ambientale nello stesso tempo, e vedremo anche l'incapacità del ceto politico che governa questa regione a dare risposte, perché ne è assolutamente incapace e non possiede la cultura politica necessaria ad affrontare questa condizione, questa nuova condizione, perché questa sarà una nuova condizione. E allora noi vi proponiamo di sostenere la lista di solidarietà ambiente e lavoro. Noi siamo in queste elezioni regionali come lista, ma come persone che hanno aderito, soggetti politici che hanno aderito a questa lista, siamo quelli che hanno fatto la battaglia in difesa degli inquilini delle case popolari, sono quelli che hanno costruito le mobilitazioni contro gli inquinamenti in questo territorio, che hanno votato contro il consumo di suolo nei comuni dove abbiamo rappresentanza. Siamo quelli che hanno sempre denunciato gli inquinamenti di questa regione. Siamo quelli che si sono opposti alla Job Act e alla riforma Fornero. Vi chiediamo il vostro voto perché noi abbiamo uno slogan molto chiaro: vota la coerenza. La coerenza non è su quello che faremo domani, la coerenza è su quello che abbiamo fatto ieri e che continueremo a fare anche domani. Difendere i ceti sociali più bassi, batterci per l'ambiente e per una nuova economia, per la riconversione ecologica dell'economia. Grazie, buonasera.